Ricevuto 5-9 perfettamente, a te cambio. Quello mi pari, ciao, grazie. Grazie a te, ciao ciao, 73. Ha un fascino tutto speciale ascoltare un interlocutore attraverso le onde radio. Il mondo dei radioamatori si è riunito nei giorni scorsi per celebrare l'anniversario di nascita di Guglielmo Marconi. Oggi in tutto il mondo ci sono 50 stazioni radio marconiane, ossia i luoghi dove il fisico italiano ha svolto degli esperimenti. Attraverso le bande radioamatoriali si sono incontrate tutte nell'etere in occasione del 31esimo International Marconi Day. Nel Tiguglio, dove Marconi condusse numerose prove, si sono collegate le stazioni di Rapallo e per la prima volta inserita tra le stazioni marconiane Santa Margherita Ligure. Gli esperimenti che vennero fatti qua nel 1935 permisero di effettuare la navigazione al buio. Praticamente la nave Elettra venne portata in porto senza l'aiuto visivo, ma semplicemente con le onde radio. Gli esperimenti invece fatti da Santa Margherita vennero fatti dal 1932 fino al 1934 e dalle varie località vennero fatte delle trasmissioni in microonde che permisero di effettuare delle lunghe tratte, cose che ai tempi non si credeva. Infatti le microonde vennero poi utilizzate per coprire delle distanze addirittura di 150 km. Gli esperimenti che vennero fatti qua dal Monte Rosa alle spalle di Montallegro permisero di collegare vicino a Livorno una località che si chiama Monte Burrone addirittura 150 km. A conferma dei contatti avvenuti sono state inviate ai partecipanti 2 speciali cartoline in ricordo dell'evento, quest'anno con l'effigie di Marconi e con foto dell'epoca.